La Consu che impostare live. Com'è? Fiossi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci troviamo nella Valle del Brenta, più precisamente abbiamo parcheggiato la macchina nella piccola frazione di Pedoncino di Cismon del Grappa. Oggi l'escursione l'ha scelta la Consuelo. Oggi non facciamo bivacchi, non facciamo malghe, non facciamo casere. Oggi ripercorriamo un pezzo di strada costruita dal genio civile militare intorno alla fine del 1880 e qualcosa, poco prima dello scoppio della prima guerra mondiale. Praticamente abbiamo parcheggiato vicino alla chiesetta, volendo si può parcheggiare anche qua, e la strada, il sentiero parte qui in fondo. Siamo pronti? Simone, dai che andiamo, go go go! Era qua una pittoresca casa cantoniera a fianco alla ferrovia. Questa ferrovia è ovviamente ancora in utilizzo perché è quella che probabilmente collega su verso su, che non so dove, va bene, importa. Qua la strada finisce e qua c'è un bel cartello esplicativo. Il percorso che dovremo fare oggi teoricamente è questo: 4 ore 25, 9 e 6, 1338 metri di dislivello impossibile perché non lo accorciamo. Vabbè, dopo vedrete che giro che facciamo. Perché non andiamo alla Butrigo? Sì, esatto, non andiamo fino in cima, in cima, in cima. E qua c'è sto bel cartello, strada del genio. Eugenio non lo so, Eugenio. La strada parte, era qua, sentiero a fianco proprio alla ferrovia e si passa per di qua in mezzo a questi rovi. Andiamo a vedere come cambierà più avanti. Allora là, siamo appena partiti, dobbiamo ancora cominciare a far fatica, ho già i miraggi. Allora là, cucina bavarese, birra grossa sopra il coppo, guarda che bello. Qua c'è un cartello, vediamo. Eccola qua, strada del Cengio, Col del Gallo, San Vito. Era qua, sulle vie della fortezza Brenta Cismon. Via andare. Adesso là vedo un piccolo buco che mi sa tanto che vado ad esplorare. Andiamo a vedere se c'è qualcosa, se si va da qualche parte. O se si ferma subito. No, si ferma. Ah no, aspetta. No, era qua. Questa qua è tutta roba militare, vedi? Era qua. Aspetta un secondo. Guarda. Sì. Qua c'erano tutte quanti le linee di sbarramento a partire da prima della prima guerra mondiale contro gli austriaci, l'impero austro-ungarico. Qua che c'è un fiade fango, acqua. Aspetta. Guarda, ha tanto fondo. Adesso torno fuori dall'altra parte. Sì, guarda che figo, bello. Prima postazione esplorata. Adesso continuiamo a salire. Intanto che c'è già i fioretti qua, oh, guarda qua. Esattamente al 16 di febbraio. Allora mio amore, adesso riprendiamo la strada del genio. Neanche a parlarne che facendo la strada è pieno di postazioni, bivacchi, adesso non so, erano magazzini, boh, vabbè, non sono troppo esperto di guerre, quindi è inutile che ve le faccia vedere tutte dentro perché tanto sono tutte uguali. Se venite a farvi un giro da queste parti e avete voglia di esplorare, potete entrare.
Guarda che qualità di scavo che hanno fatto qua per aprire sta mezzo riparo. Via! Ecco che da una certa, appena superata la grotta, diciamo, si vede dall'alto il forte Tombion, Costruito tra l'84 e l'85 per controllare il valico che collega la Valsugana al fiume Brenta. e praticamente questa strada militare che stiamo seguendo noi adesso collegava il forte con il Col del Gal, che è qua dietro, dove c'erano le antenne radio per le comunicazioni. E da quello che mi pare di aver capito, poi magari se facciamo in tempo andiamo a fare un salto per darvi conferma, ci dovrebbe essere anche una sottospecie di museo all'interno, mi sembra. Perché non è mai stato utile per la seconda guerra mondiale, però l'hanno utilizzato come carcere dopo il 1915. Nel 17 le truppe italiane avevano tentato di farlo saltare in aria di nuovo. Boh, mi sembra un po' trasandato, quindi dubito che ci sia qualcosa di aperto C'è un ancora. bar. Però sì, c'è un bar in fianco, boh, sembra una vecchia ditta, una vecchia fabbrica, non lo so. Intanto proseguiamo, sì. Fatto i primi due tornanti, qua arrivate e ci sono dei bei cartelli esplicativi che vi raccontano effettivamente e in modo molto più corretto rispetto a come lo farò io a cosa è servito, se è servito questo forte e a cosa è servito questa strada del genio, e a fianco vi fanno anche un po' di cultura geologica sul territorio. Adesso magari noi leggiamo qualcosa, di sicuro la console legge, io forse no. E la stradina continua. Servono primule. Guarda qua. Guarda, primule. Secondule. Primule everywhere. Qua è tutto molto ben tenuto, tutto molto ben spiegato, tutto molto, sembrerebbe nuovo, perché guarda, mai visto cartelli esplicativi così belli, colorati e non sbiaditi dal sole. Chissà che magari troviamo anche sto covolo di Butistone salendo. Comunque questa qua è una rappresentazione del 1700. Qua praticamente già nel Medioevo costruivano di qua e di là per spartirsi terre, diciamo, verso di qua Veneto e verso di là su Tirolo, Trentino e via via. La strada, come potete ben intuire, è molto comoda e sale con una pendenza lieve ma costante. Ovviamente è stata fatta per fare in modo che si potesse salire con i carri, con i muli, insomma con artiglieria e roba varia, quindi doveva essere facile da percorrere, anche se poi alla fine della fiera abbiamo capito se qua hanno mai fatto la guerra. Boh, sembrerebbe che alla fine il forte sotto, come quello che vi ho mostrato in Val Zoldana, che magari vi lascio qua sopra il link perché è un video vecchio, è stato costruito ma poi mai effettivamente utilizzato nei momenti di guerra, se non poi, come prima spiegato, come carcere o magazzino di artiglieria. La strada sale tranquilla, abbiamo ogni tanto queste belle visuali. Guarda che paesino sopra là. Che paesino è quello là? Sopra là ci sono altre casette, guarda. Bello! Non so, magari se poi mi ricordo la posizione lo scrivo da qualche parte il nome del paesino. Siccome dopo tanto me dimentico, quello è il paese di Fosse e dietro di là ci dovrebbe essere Enego. Enego, uno dei 7 comuni dell'alto piano di Asiago. Ecco, vengo di tonca questa. Poi tagliano gli alberi e cadono le montagne. Te credo, guarda, gli alberi cosa fanno? Vedi che si aggrappano con le radici dappertutto. E vuoi dirmi che questi alberi qua non tengono su ste rocce? Sì che le tengono su.
tagli gli alberi, si secca tutto e viene basso e rocce. Ma bisogna tagliare gli alberi. Vabbè, ma pianta che neanche, no? Ti tagli, pianta. Salendo e avvicinandoci alla strada principale che dovrebbe correre qua sopra, purtroppo assistiamo alle cose che a noi fanno schifo. Era squasse, vasi di detersivo, bagnoschiuma, bottiglie, lattine. Non va bene, non va bene. Onti! Eccoci che arrivando verso la fine della strada vi posso dire, andando per esclusione, che su uno dei primi cartelli esplicativi si parlava di fornelli di mina, dei buchi riempiti di mine esplosivo da far esplodere nel caso in cui il nemico salisse. Ecco, siccome non ho visto niente di strano, secondo me i 2 o 3 buchi, 4 che ci sono con tutti quanti i tunnel interni che sono andato a visitare, 1, 2, 3, quelli là probabilmente erano i fornelli di mina da far esplodere nel caso in cui il nemico cominciasse a salire la strada. Qua invece arriviamo a una cisterna, ovvero tramite le cisterne, vasche, fontane, siccome qua c'è un terreno carsico tipo quello del Friuli, terreno molto poroso, qua ci sono anche 2 piloli di ghiaccio, qua c'è una bella cisterna di raccolta dell'acqua. Vediamo un attimo se impisso il tafanario qua. È bella fonda, guarda, è bella grandina come vasca, bella limpida. Bene, vista anche la cisterna, qua c'era una sottospecie di lavatoio, sempre anche questo per acqua piovana perché non vedo connessioni con la cisterna interna. E adesso vediamo dove sbuchiamo. E arrivati in fondo alla strada del genio qua, ho trovato anche 2 followers. Guarda qua, una e una 2. Visto, loro si iscrivono e guardano i video. Adesso noi li salutiamo e andiamo verso su di qua. Ci deve essere il colle del Gallo. Guarda là, panchina uscita dalla strada del genio. Tac, si risale un secondo qua. Davanti a questo resto di capitello si sale su per questo sentierino qua, seguendo anello di Incino, direzione anche al Ciod che deve essere un agriturismo. Andiamo su di qua. Usciti dal primo pezzettino di sentiero preso dal capitello, che vi ho risparmiato perché tanto è tutto in boschetto, l'unica roba decente da vedere sono le primule. Era qua il borghetto ai Prai. Adesso vi facciamo vedere qualche spot. La signora che ha messo su la biancheria, un bel Fiat 420. Allora, qua un bel capitello. Guarda qua che c'è anche agriturismo, ristorante al Ciod. Ponte di Rialto, Venezia, via. Continuiamo per di qua. Lasciandoci alle spalle l'agriturismo, guarda che bella barba arancione e rossa che ho, mamma mia, mi pare un vichingo. Proseguiamo sul sentiero che va su di qua e dovremo andare a vedere i cannoni. Dall'agriturismo a qua, dove viene segnato anche hard, tira abbastanza, sarà 200 metri di dislivello in 50 metri di lunghezza. Adesso dovremmo, qua si vedono le prime antenne, dovremmo essere in cresta adesso. Arrivati all'altezza delle antenne ci troviamo dietro anche questa costruzione denominata Case Menegai e adesso proseguiamo verso i cannoni. Tia cannoni more, sì, dai un tocco. Quarantina di minuti dal ristorante, tutto sulla dorsale, vi do una dritta se siete amanti bike, e-bike, potete fare anche in bicicletta perché è bella larga e ben segnata. Ci ricongiungiamo con la strada che poi prenderemo per tornare
da dove siamo partiti. I pennarelli per dipingere i sassi. Sì, compriamo i pennarelli per dipingere i sassi. Vuoi fare un fantasma? Va bene. Qua ci sono un altro paio di casette e noi dovremmo... qua avanti, dovremmo essere praticamente arrivati a sto cacchio di monte Col del Gallo. Siccome ogni volta ci piace che fatto 30 facciamo anche 31, eccoci arrivati in cima a Col del Gallo. Onestamente sono stato fuorviato dal signore con cui ho parlato prima, perché qua cannoni non ne vedo. Qua ci sono un paio di costruzioni, addirittura lì all'ingresso c'è il numero civico numero 2. Qua c'è la casetta che deve essere il numero 2 e probabilmente qua ci sono solo i resti di qualche trincea o comunque punto di osservazione della guerra. Adesso ci do un'occhiata panoramica e poi vi dico. Praticamente qui sopra c'è questa piana scavata che forse c'erano i cannoni, non so, prima guerra mondiale c'erano già gli aerei. Sì. Prima guerra mondiale forse c'era la contraerei, non lo so, boh. Infatti qua c'è un ingresso del fortino, ma è tutto chiuso col lucchetto. Dalla parte di qua, nella parte di qua c'è solo immondizia, probabilmente di chi vive qua sopra ogni tanto ci viene a buttare la roba, che schifo. Va bene, aspetta, andiamo a vedere di qua. Guarda che rischio la vita per voi, qua è tutto chiuso, di qua si va fuori, quindi sì, era una sottospecie di fortino. Adesso ce n'è un'altra di qua, ma penso che sia idem con patate. Vediamo. Idem con patate. Vediamo. Forse di qua è un po' meglio, è un po' più pulito. Qua niente. Sì, era un forte e nient'altro, non c'è rimasto niente. Ops. Là c'è un'altra casetta in Canada, qua un'altra antenna e adesso noi... Ma non si chiama Cannoni, si chiama Casoni, il posto più sotto, il tipo che abbiamo parlato prima non ha capito una mazza. Pensavo di trovare un cannone. No, non ci sono i cannoni, niente cannoni, forse c'erano una volta e si affumati tutti. Adesso ritorniamo giù per la strada, andiamo verso il ristorante e andiamo a vedere la diga del lago del Corlo. Prima del rientro, visto che mio nonno diceva che i sacchi vodi non sta in piedi, paninetto qua, porchetta e immancabile biretta, cin cin e buon appetito. Mio amore si caccia fa avanti, guarda che bello che è mio amore. Allora stiamo scendendo dalla stradina forestale, dal colle fino all'agriturismo, al ristorante. Non faccio video perché è una stradina normalissima, però vi informo che se volete qua, rivolgendosi a Grambo, vi vendono terreni boschivi di fagi e carpini, va bene? Ritornati all'altezza del ristorante agriturismo al Ciod, proseguiamo qui alla nostra sinistra su un sentiero che mi sembra abbastanza ripido, anello di incino. Andiamo giù verso il lago. Anche di qua, più che un sentiero, secondo noi è una vecchia mulattiera, tanto è vero che qua ci sono tutti terrazzamenti a secco. E stavo pensando, pensa che razza di culo che si sono fatti a tirare su un po' di muretti. Che roba. Guarda una volta dove vivevano queste casette così, tutte muretti a secco, muro a secco. Qua c'era
focolare, sopra paiolato per dormire e probabilmente di qua tenevano le bestie. Guarda qua, pensati, altri mondi, altre vite. Tra l'altro notare dentro al muro di cemento con al posto dei tondini di ferro bastoni. Assurdo, pensa che roba. Dai che andiamo, che se tardi e c'ho il maniore. Non so se sia permesso passare anche con mezzi a motore, ma a quanto pare, se vi dicono di spegnere il motore, se vi serve informatevi. Ciao! 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 E che robete che vi mostro, guarda che c'è anche il presepe, uno. Che c'è un altro presepe sul caretto. Guarda che bello il presepe. Come ti hai messo sto qua? Con la gamba alta, senza un piede anche. Guarda qua, un altro dopo di Natale. Bello. Quindi proseguiamo di qua noi adesso? Di qua no? Sì, ma lei meglio per là. Meglio di qua. Meglio per qua, dice signora. Perfetto, grazie. Grazie signora. Ecco a voi il campanile della chiesa di Incino, piccolo paesino qui della valle del Corlo. Qua c'è la diga, quindi penso che sia la valle del Corlo. Adesso andiamo a destra, troviamo qualche altro presepietto. Altro presepietto, e noi vi facciamo vedere quelli che troviamo perché magari ne abbiamo saltati qualcuno. Quindi venite voi a vederli tutti. Iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, dai fiossi, dai. Qua ce n'è un altro, fatto con i ciocchi di legno, molto spartano. Qua ce n'è un altro ancora. Insomma, figa, vi capito. Fino al marzo vieni a fare un giretto qua da queste parti, guarda. Qua che ne c'è un altro. Presepi. Guarda che bello il presepi. Insomma, avete capito che se venite da queste parti, ancora per non so quanto, lungo tutto questo sentierino che stiamo facendo adesso per arrivare in paese, ci sono tutti quanti i presepieti. Guarda, questa qua la fierice che si muove col vento, guarda. Beh, a presepio 8. Ma presepio o presepe? Bello dentro qua, guarda. Cari, che forti signori di sto posto. Occhio che vi mostro anche la chiesa di Incino. Guarda che bella. Guarda presepi, guarda. Senti Consuelo che casino che fa. Sotto io. Guarda qua. Guarda che presepio. E secondo me, se ti fa così, si impissa anche, guarda. Con l'acqua che scorre, il laghetto, bello, guarda che cresce il sole, guarda che sorge il sole, bello, guarda che presepe, ma ti sole, senti le mucche, senti, il prete merita un premio qua, c'è, guarda là. La chiesa di Incino. Cioè, fiori. Chi c'è che vi mostra un presepe del genere? Guarda là sopra. Guarda. I mulini che girano. Il mulino a vento. Cioè, ma dai, guarda che roba. Altro mulino. Penso il presepio più bello che avevo mai visto. Stupendo. Guarda che il cielo che cambia, nuvole che arrivano. Figata. Ciao Fiori, hai visto anche la chiesa? Cioè, ma avevi visto che presepe? Figata. Canonata. La chiesa non ve l'ho neanche mostrata tanto perché cioè, il presepe eclissa proprio la chiesa. Comunque venite fino
al 9 marzo, venite qua a Inclino e vi curate un po' di Già devi presepe. mettere una foto che c'è la mappa dei presepi Poi del metto paese. la mappa dei presepi, ma la trovate qua in chiesa. Adesso, non so, facciamo un salto fino alla diga? Sì? No? Boh, ma forse sì. Sono le 3. Andiamo alla macchina, andiamo a vedere la diga. Andiamo fino alla diga. Quanto dislivello c'è? Ah, poco. Dopo siamo in strada comunque. Allora, facciamo che la diga del lago del Corlo ve la mostro da qua. Allora. Torniamo un'altra volta in un prossimo video, magari andiamo a esplorare quel paesino lì sopra, che deve essere proprio un paesino detto Corlo. Qua c'è un altro presepe, vediamo, presepe dentro a Sesta dei Vimini. Vabbè, ma una volta visto qui in chiesa, visti qua. Fammi vedere scuola dell'infanzia. Che belli. Presepieti dei Putei. Belli. Molto pittoreschi. Guarda qua. A dare il benvenuto a Incino, frazione di Arsiè. Qua c'è un presepieto numero 1, bello perché entra una televisione, ma insomma sì, non dice poi molto. Adesso teoricamente per ritornare alla macchina dovremo fare un po' di strada, ma da quello che ho letto ad una certa tagliamo dentro per la vecchia strada che adesso è chiusa al traffico teoricamente, ma lo scopriremo solo vivendo. Guarda il paesetto di Incino. Venite a vedere il presepio della chiesa di Incino perché merita. A parte i salvadeghi che ha aperta la porta, ma come si fa? Vabbè, comunque vi confermo che dal paese di Incino a scendere verso dove avevamo parcheggiato, questa strada qua ha il divieto di transito perché deve essere la strada vecchia, passa sotto degli spuntoni di roccia, ma adesso lo vediamo. Quindi se volete venire in macchina dovete salire da Arsiè, fare la diga del Corlo e arrivare fino a qua in macchina. Capito? Sì. Tanto per la cronaca, anche se volete fare i furbi e cercare di scendere in contromano o in divieto di accesso, a una certa qua vi fermate, a meno che non avete la macchina che salta. Quindi probabilmente da qua in poi capiremo perché. Guarda che posto, guarda che strada, guarda che roba. Guarda. Passiamo veloci che qua è tutta bagnata sta roba. Che figo. È tipo per andare su al rifugio Semenza, che a una certa prima del rifugio c'è il pezzo sotto roccia così. O tipo la strada sul lago del Miss. Figo, probabilmente hanno paura che vengano giù sassi finché passi con la macchina e quindi onde evitare è meglio non far passare nessuno, anche perché in realtà è proprio stretta a un certo punto. Beh, però farla a piedi. In realtà ci sono anche i cartelli che è una via ciclabile del Grappa, però non capisco se qua forse non potremmo neanche starci, non lo so. C'è divieto d'accesso, ma non c'è scritto eccetto pedoni. Per me divieto d'accesso vale per tutti. Non so, adesso arriviamo alla macchina e poi vi diciamo che siamo arrivati salvi. Praticamente la strada è chiusa perché la montagna frana e questi sono i sassetti che vengono giù, quindi onde evitare di rischiarci il morto hanno detto ma che responsabilità ci prendiamo, la chiudiamo e fine. Fatevela a piedi, anche se forse non si potrebbe, amen, a piedi si fa. Eccoci arrivati alla fine della strada interdetta, quindi qua iper mega divieto di accesso, a piedi forse sì, abbiamo visto anche uno venire su in bicicletta. Adesso andiamo alla macchina e tiriamo le conclusioni, sì o no? Arrivati. Fiossi, anche oggi ci siamo sparati i nostri 15 km con 800 metri di dislivello più o meno. Abbiamo fatto vedere una cosa diversa dai soliti bivacchi, escursioni che anche queste qua meritano, scelta lei. Abbiamo fatto vedere il presepio, fighissimo, venite a vederlo, avete tempo fino a marzo. E con l'ultimo mezzo panino con la porchetta vi invito a iscrivervi al canale, condividete questi video e andiamo a mangiare il prosciutto del suocero, ciao!
Spoiler, il covolo di Buttistone non si vede dal sentiero che abbiamo fatto, ma è sulla strada verso Feltre, è lì incastonato nella roccia. Ci sono delle belle scalette da fare, però non ho idea, bisognerebbe informarsi, probabilmente lo aprono in date specifiche perché qua è tutto chiuso. Probabilmente essendo un po' esposto si andrà su solo sotto controllo. Ciao!